Presentata stamani presso la prefettura di Agrigento la campagna relativa a Io non ci casco, consigli utili di prevenzione e contrasto alle truffe degli anziani. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Agrigento, Assessorato alle politiche sociali, Ufficio dei servizi sociali ed è finanziato dal Ministero dell'Interno e dalla prefettura di Agrigento. Sì, oggi si presenta questo progetto, un progetto ambizioso, un progetto interessante, un progetto impegnato nel sociale. Io quindi devo fare i complimenti al mio assessore Marco Bullo e anche a tutto lo staff degli uffici dei servizi sociali del Comune di Agrigento che fortemente hanno voluto portare avanti questo obiettivo. Ringrazio anche la prefettura perché il finanziamento ci è stato dato dal Ministero degli Interni. Penso che una novità del genere a Agrigento sia importante principalmente per la tutela dei nostri anziani. Sindaco, a che punto è la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura? Le ultime novità quali sono? Siamo quasi addirittura d'arrivo, i miei dirigenti hanno presentato le controdeduzioni al parere sfavorevole dei revisori dei conti, quindi andrà in consiglio e spero a breve di chiudere la partita. È ottimista, fiducioso? Sì, sono ottimista e fiduciosa perché ho fiducia nei consiglieri comunali, ho fiducia anche in tutti i cittadini, ho fiducia che tutti possano capire l'importanza di quello che stiamo ottenendo per Agrigento, un'opportunità che non passerà mai più, è un treno che si prende una volta sola nella vita. Agrigento potrà finalmente cambiare. Io non ci casco è un progetto fatto dal Comune di Agrigento grazie a un finanziamento del Ministero degli Interni e quindi delle prefetture, quindi la prefettura di Agrigento, a cui va il nostro ringraziamento per la collaborazione fattiva e attiva nella predisposizione e preparazione di tutti gli atti che oggi ci portano alla presentazione dello stesso. È una campagna di sensibilizzazione, di informazione rivolta agli anziani per combattere l'odioso fenomeno delle truffe. La novità dove sta in questo? Sta nel fatto che non ci limiteremo soltanto ed esclusivamente alla distribuzione di volantini o di brochure che, anche se utili, a volte possono sembrare noiose e quant'altro, ma la novità sta nel fatto che grazie alle politiche digitali, di cui anche è una mia delega, andremo nel mondo di Facebook, andremo all'interno dell'app cittadina, quindi all'interno del sistema digitale del Comune di Agrigento avremo i video, avremo le informazioni e gli anziani, grazie ad una collaborazione che dobbiamo programmare con le scuole, con i sindacati di categoria, quindi con i pensionati, faremo il più possibile delle attività per avvicinarci sempre più, grazie anche alla Chiesa, alle persone anziane, e ci rivolgeremo proprio a loro per aiutarli a combattere questo fenomeno. C'è un numero di telefono, mettete a disposizione qualcuno, qual è il contatto immediato per chi ha bisogno di un'informazione? Il numero di telefono è quello intanto delle emergenze, quindi il 112 quando si presenta una eventualità di questo tipo, quindi quando siamo di fronte ad una truffa, ma il Comune di Agrigento ha messo a disposizione uno sportello dove ci sarà la dottoressa Urso pronta a rispondere per dare tutte le informazioni necessarie per addivenire a delle soluzioni tampone rispetto al rischio che si può correre. Sua Eccellenza, la prevenzione non è mai troppa, si presenta il progetto Non ci casco, un progetto in collaborazione con il Ministero dell'Interno del Governo. Il Ministero dell'Interno sta affrontando il tema delle truffe agli anziani con la massima attenzione, perché non è un tema facile. Non è un tema facile in quanto chi purtroppo vive di queste truffe escogita continuamente, dedicandosi completamente con la massima disponibilità di tempo e ahimè oggi anche di tecnologie per reperire nuove vie di cattura della fiducia delle persone fragili, che sono appunto per lo più gli anziani, ma non soltanto, in modo da cattivarsene la fiducia e giungere con le loro truffe, con i loro inganni e artifici a privarli di patrimonio e non solo. Quindi il tema è che abbiamo di fronte una forma di criminalità che spesso abbiamo visto come pittoresca, come, se vogliamo, quasi da film neorealista, degli anni 50-60, quasi da scena di quello che vende la Fontana di Trevi all'americano, ma non è questo. È una criminalità ormai organizzata, che ha delle strutture, che ha degli strumenti tecnologici avanzati, e che riesce soprattutto a carpire informazioni anche da dove non dovrebbero venire fuori.
Capita spesso, in particolare, che le persone raggiunte riferiscano che chi ha telefonato o scritto loro sapeva dove avevano il conto in banca, sapeva che il conto era cointestato con un parente, sapevano i nomi dei parenti anche non direttamente conviventi, in modo da fare questi nomi e da utilizzarli appunto per carpirne la fiducia. Ecco, tutto questo rende questa forma di criminalità non semplice da combattere. Noi come Ministero dell'Interno facciamo soprattutto prevenzione e attenzione al fenomeno e oggi si parlerà proprio di questo, degli strumenti preventivi, fermo restando naturalmente che poi la fase successiva, quando ahimè è troppo tardi per tutelare la persona fragile o l'anziano, è di competenza della magistratura, alla quale spettano le indagini con la direzione della Polizia Giudiziaria. La dottoressa Teresa Urso del Comune di Agrigento gestirà questo sportello del progetto Io non ci casco. Ecco, effettivamente quale sarà l'impegno che mettete per dare una mano a chi ha bisogno, i consigli utili di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani? Allora, il progetto consiste si svolgerà in diverse fasi e che principalmente le fasi si concentreranno sulla prevenzione e il contrasto a questo, a questa situazione di disagio che potrebbe crearsi negli anziani. Coinvolge il target degli anziani, come sappiamo circa l'8% degli anziani ad Agrigento vive da soli, quindi a rischio di truffe. Il nostro obiettivo attraverso il progetto è quello di calarci nel territorio e poter contattare, quindi incontrare gli anziani e informarli su questo fenomeno che comunque quotidianamente viviamo, perché comunque magari alcune notizie vengono fuori, altre non vengono denunciate. Proprio perché non dobbiamo dimenticare che molti anziani magari si vergognano nel dover esprimere quello che vivono durante il giorno anche ai loro figli, quindi per questo sarà il nostro compito quello di incontrare anche le famiglie o i bambini che sono i nipoti degli anziani, e potremmo coinvolgerli tutti in un'azione di prevenzione.